Cari amici, benvenuti oggi alle Sibille Interattive del vostro Marietto veneziano. Vediamo un po' di mettere tutti i pezzi insieme del puzzle. Io adesso vado a vedere nei vari siti, nei vari gruppi se sono online. Vi ricordo di non fare le domande nelle vecchie live perché alcuni pensano che io non gli rispondo, ma molto probabilmente vanno a fare le domande nelle vecchie live. Adesso quindi vado a controllare se sono i gruppi, se mi vedete. Vediamo se c'è già collegato qualcuno. Voilà, vediamo un po'. Sì, sono in diretta, non c'è ancora collegato nessuno. Quindi aspettiamo, una persona la vedo, magari sono io. Vediamo un po' di due persone ci sono. Bene, salutatemi pure così che io vedo che voi siete praticamente online. Vediamo un po'. Mi sto linkando anche bene. E iniziate pure a fare le domande se volete. Io sono qui per voi come ogni giorno alle ore 16. Vi ricordo che lunedì avremo il De Garda nel suo canale alle 21:30. Poi avremo mercoledì il vostro Marietto alle ore 21 con il De Garda nel suo canale. Ciao Massimo, grazie di avermi salutato. Vediamo un po' di fare linkare. Intanto io sto linkando nelle varie gruppi, nei vari gruppi che praticamente ci danno la possibilità di linkare mentre aspettiamo i nostri amici. Benissimo, Milena ha già fatto una domanda, vuol dire che mi vedete, quindi se lo dico per quelli che magari non rispondo, io starò qui solo mezz'ora, ma no, capita che alcuni, ad esempio, fanno le domande nelle vecchie live, quindi facciamo le domande nella nostra live. Ora tutti. Bene, perfetto, penso che ci siamo. Torniamo qua e vediamo Milena. La prima persona che fa una domanda è Milena. Ah, vi ricordo anche che se volete consulenze professionali, 20 euro, 45 minuti, solo su Telegram siamo passati. Ciao Maurizio Antonio, grazie di avermi salutato. Siamo passati praticamente su Telegram e per la garanzia e la sicurezza dei nostri committenti. Vi ricordo che nel sito capitano.intervista.org ci sono 20 ebook da scaricare gratuitamente e che praticamente ci sono anche delle sezioni shop a pagamento. Ciao Elisa, bene, vedo già due belle domande. Quindi aspettiamo i nostri amici che si stanno caricando, intanto carico bene le sibille. Vediamo un po' allora di rispondere alla prima domanda della nostra Milena. Buonasera, ieri siamo rimasti a mezzo discorso. Nicola dell'80 e Milena del 71, siamo sposati ma abbiamo dei problemini. E la domanda Milena, scusa? Ieri sera siamo... dovrei... Milena, dovresti farmi una domanda. Cosa vuoi sapere di questi problemini? Come si risolvono i problemi economici, problemi di cuore? Dovete indirizzarmi un po' anche la domanda perché io chiaramente non so se devo orientarmi sulla questione finanziaria o su questione di cuore, Milena, quindi se mi senti scrivimi se di cuore, di finanza o di quant'altro. Bene, aspettiamo ancora qualche nostro amico. Vi ricordo appunto che abbiamo anche la sezione shop nel sito capitano.intervista. Ah, ok, ho capito. La Milena ci ha fatto una bella domanda, è più chiara questa qui così che riesco a capire bene. Adesso iniziamo allora, di cuore, ecco, benissimo. Allora, vediamo se si risolve prima di tutto questa crisi Milena fra Nicola dell'80 e Milena del 71. Prima col pendolino, vediamo se si risolve oppure... Ricordo che il pendolino è più analitico, mentre le sibille massimo vanno nell'arco dai 6, 9, massimo 10-12 mesi, ma massimo. Beh, sembrerebbe che si risolva, Certo, è una situazione un po' complicata, ma sembrerebbe che si risolva. Facciamo una stesa completa, visto che abbiamo tempo, e vediamo un po' di Milena se si risolve questa situazione con Nicola. Vediamoci sulle maniche.
facciamo una bella mischietina per Milena e Nicola, se si risolve questa situazione di cuore. Problemini. Voilà. Vediamo questi problemini fra Nicola e Milena. Sibille, ditemi. Allora, Sibille, ditemi fra Nicola e Milena se questi problemini di cuore si risolveranno. Matrimonio vantaggioso e giovane fanciulla. Allora, guardiamo bene queste due carte. Queste due carte cosa ci vogliono dire? Allora, vedete, la figura della giovane è dentro un muro, è dentro praticamente una protezione e vive bene questa protezione. Ha due piante, una molto alta che supera il muro e l'altra più bassa. Vedete, questa figura è molto importante perché fa capire che sta bollendo qualcosa in pentola, Milena, sta bollendo qualcosa in pentola perché vedi questa mela che sembra una mela, sembra quasi che questa giovane fanciulla, questa persona, no, voglia prendere qualcosina oltre il muro, quindi sembra quasi un cuore irrequieto, no? E poi vediamo il denaro che però, vedete sotto la didascalia, matrimonio vantaggioso. Sembra che ci sia un qualcosina di contrastante fra tu e Nicola, perché vedi c'è quasi un senso di ribellione, di sfida in questo matrimonio che sembra vantaggioso per tutte e due in un certo senso. Quindi la cosa mi lascia un pochettino sul chi va là, perché si vede questa figura molto probabilmente femminile, Milena, che vuole osare, no? Ma vede che c'è il matrimonio vantaggioso, c'è l'unione vantaggiosa, quindi è irrequieta questa persona qua. Questa persona qua è irrequieta, quindi facciamo una stesa completa. Dispiacere, pensiero, bambino, lettera, gelosia, questo è il passato, Poi vediamo il presente, dottore, nemico, conversazione, morte, disgrazia, omaggio prezioso, un po'. Allora, vediamo un po' se la nostra Milena supera questi. Aspettate un po' che cerco di fare in modo di vedere se voi vedete bene le sibille. Vediamo un po' se riuscite a vederle bene. Allora, vediamo un po' la nostra Milena. Il passato. Beh, Milena, io qui vedo delle carte che ti vedo piangere. Nel passato devi aver pianto non poco. Vedo che hai pianto anche tanto, direi. Anche tanto, Milena. E vedo lui, il Nicola, un pochettino pensieroso. Cioè, c'era una situazione già nel passato con qualche, insomma, non era proprio stata facile. Poi è nato qualcosa di buono, avete fatto nascere qualcosa di buono, ma sono arrivati dei messaggi e qui vediamo un uomo geloso, no? Vediamo quest'uomo geloso che sta a indicare che era geloso il nostro Nicola in un certo senso, anche se ha tentato con dei messaggi importanti, messaggi anche brevi, dialoghi, di rappacificare le cose. Però mi sembra che tu piangi, però Nicola è anche un po' gelosetto. Nel passato insomma c'è stato effettivamente qualche problemino, non bisogna dire che non c'era questo Milena, qualcosina c'era. Poi vediamo un po' il presente. Il presente, queste discussioni, vedi, che hai cercato di mettere a posto, vedi? Qui si vede che c'è qualcosina da mettere a posto, il dottore che cerca di curare, si vede che c'è la voglia, almeno l'intento, vedi il dottore va verso l'amalato, va verso cercare di ricucire, di rimettere a posto, però attenzione, c'è il ladro che non è ancora entrato in casa. Guarda bene questa carta qui, che è importante, perché non è come la nemica, cioè questo è un nemico, non è come la nemica che ha già fatto il suo colpaccio e sta per scappare. Questo non è ancora entrato in casa, quindi vuol dire che si state mettendo a posto qualcosa, però attenzione
che o il Nicola sta tentando qualcosina dietro le quinte, o c'è qualcuno che sta cercando di, in un certo senso, aggredire la vostra casa, o comunque qualcuno, sesso maschile, che sta cercando di aggredirvi nel senso di dar fastidio o al Nicola o qualcuno o maschile. E attenzione, qui c'è una carta, vedi che questa carta tecnicamente è una carta molto positiva, ti vedo te parlare di dialogare in santa pace, però è una carta, attenzione Milena, che fra due carte bomba negative, il nemico e la morte. Quindi questi dialoghi sono dialoghi pesanti, molto pesanti. Mm? Il futuro come lo vedo col cuore? Milena, il futuro lo vedo pesante, vedi che c'è disgrazia, ci saranno dei blocchi fra te e Nicola pesanti, importanti. E poi vedo dei miglioramenti, no? Importanti anche questi, no? Eh, però diciamo che il futuro adesso lo vedo benissimo che i problemini ci sono, le carte, le sibille lo raccontano bene, vedi, anche il dialogo che hai è un dialogo che devi stare attento perché c'è pesantezza e c'è disgrazia e morte, due carte proprio pesanti. Poi vedo che ci saranno dei miglioramenti, anche se qui omaggio prezioso, vedi, è vuoto lo scrigno, quindi non ci saranno grandi cose, però la tua voglia di mettere a posto i cocci alla fine ti porteranno ad avere, come si suol dire, un risultato, perché questa è una bellissima carta, una carta della fortuna, è la carta che, vedi, tu hai lavorato molto, hai praticamente comprato una rete per andare a mettere a posto questa situazione e c'è un premio. Quindi questo periodo brutto che stai passando un giorno, vedi, sarà messo a posto da un raccolto favorevole. Quindi direi che la cosa non è proprio ai minimi termini, però diciamo che stai sudando sette camicie per cercare di mettere a posto le cose. Alla fine sarai premiata. Sarai premiata qui, però se noi andiamo avanti fra 6 mesi vedo qualcosa di importante. Vedo, mettiamo bene a favore di camera, no? Leggerezza, costanza e donna di servizio. E sono delle carte importanti, perché leggerezza non vuol dire che non ha peso, perché la farfalla è un simbolo importantissimo che praticamente ti dà la forza di reagire, e poi vedo che il brutto te lo metterai dietro le spalle, perché vedi il sole, le cose, le colonnine sono tutte dietro le tue spalle, la distruzione, e tu sei vittoriosa. Quindi direi che il periodo più brutto, Milena, lo stai vivendo adesso, ma un periodo veramente, altro che problemini vedo qua, problemoni, però vedo che alla fine tu lo spunti consolante sorpresa, leggerezza, costanza e donna in servizio. Ti metterai all'opera e avrai la vittoria. Vedi, ci sono 3 carte molto importanti. Chiaramente per i prossimi 3 mesi, Milena, sarà veramente impegnativa la cosa. Poi dopo vedo adagio adagio che, come si suol dire, la situazione dovrebbe migliorare. Non è una vittoria al 100% perché adesso ti racconto. Il finale com'è? Il finale, allegrezza di cuore, ladro, gran consolazione e donna maritata. Allora, qui i casi si possono leggere in 2 modi. O c'è un'altra persona che entrerà in scena, vedi, e di nascosto, vedi, ci sono 2 carte che mi fanno capire che di nascosto ci sarà qualcosa. E poi vedi, gran consolazione e donna maritata. Quindi sembra che di nascosto o entra in scena un'altra persona, no? Che però non coincide col fatto che tu avrai dei miglioramenti importanti. Quindi sembra quasi che il ladro, le cose nascoste spariscono e voi ritrovate del feeling, un fior. Però io sarei più propenso che fra 6-9 mesi dovresti stare attenta perché entra di nascosto un'altra persona. E qui vedi, gran consolazione cosa vuol dire? Qui sembra che tu abbia perduto una marcia, nel senso che qua tu ti accorgerai che entra in scena un'altra persona
e donna maritata, stabilità. Tu sarai stabile, però entrerà in scena un'altra persona. Quindi il sunto cos'è? Questo è un periodo duro, durissimo, Milena. Poi riuscirai a mettere a posto e essere vincente, raccogliere dei frutti e sarai anche servizievole. Poi purtroppo fra massimo 9 mesi entrerà in scena una persona di nascosto e ti farà, capisci, pensare ai mancati successi. Vedi, tu stai sognando la mancata realizzazione, è la carta della fortuna questa, però purtroppo devi metterci, non dico sputare sangue, ma metterci tutto l'impegno per poi raggiungere una stabilità. Quindi attenzione alla terza incomoda e praticamente darci dentro, perché questa è una carta che vuol dire che devi darci dentro a lavorare per tenere saldi la famiglia, il gruppo, chiamalo come vuoi, il compagno, il marito, capito? Quindi diciamo che il più brutto lo stai passando adesso. Poi in futuro avrai sicuramente qualcosa di importante, di vittorioso. Bene, quindi cancellate, appena vi rispondo per privacy, cancellate per cortesia la domanda, così che siamo tutti sicuri, soprattutto voi. Bene, quindi diciamo che il più brutto, Milena, lo stai passando adesso, ma io vedo qualcosina vittoriosa da parte tua. Poi fra qualche mese, attenzione perché spunterà una terza incomoda pesante, di nascosto. Bene, andiamo avanti. Dopo Milena, saluto Elisa, buon pomeriggio, Alessandro, ottobre 80, ritornerà Elisa 63. 80-63. Vediamo se lui torna. Allora, questo Alessandro sembra Elisa che non torna. Lo vediamo, eh. Vediamo perché non dobbiamo essere pessimisti. Vediamo un po' se Alessandro con Elisa torna. Un po', Sibille, ditemi se Alessandro con Elisa tornerà. Vediamo, per Sibille. Sibille, ditemi se Alessandro e Elisa tornano. Dottore e consonante sorpresa. Allora, qui vediamo una carta fortunata e c'è qualcosa da mettere a posto. Allora, qui sembra quasi che, cioè non il miracolo, ma la situazione sembra quasi che voglia migliorarsi, che tu Elisa raccogli dei frutti perché hai lavorato sodo e di conseguenza hai comprato la rete, hai dietro le piante verdi che vogliono dire speranza e avrai un risultato. Però qui c'è da mettere a posto qualcosa. Vedi il dottore che va verso il letto dell'ammalato, sta a indicare che il dottore vuole aiutare l'ammalato, no? Vede il cappello sul tavolo, sta a indicare che sta a indicare che l'uomo nel mondo, il mondo dell'uomo nei pensieri, e lui ha messo a terra e vuole andare a aiutare a mano libera l'ammalato. Quindi sembra quasi che devi mettere a posto qualcosina con l'Alessandro, devi mettere a posto qualcosina, però d'altro canto qui tu hai lavorato molto, si vede che hai lavorato molto e vuoi raccogliere i tuoi frutti, quindi c'è ancora un po' da lavorare, si vede, c'è ancora un po' da lavorare per sanare questa situazione che, detto fra di noi, io vedo la fortuna, perché questa è una carta della fortuna, però andiamo avanti e vediamo il passato, Imeneo, morte, nemico, fortuna, vecchia signora. Allora, vediamo un po' se lui torna. Allora, il passato, vediamo fra Alessandro ed Elisa, era un po' così. Subito sembrava quasi un contratto, sembrava che ci fosse un accordo. Vedete, l'Imeneo, quella persona che ha ucciso per
la sua amata e che poi è stato ricompensato, il fuoco sacro e praticamente l'anello che va nella mano. Quindi sembrava che fosse una cosa importante. Poi è successo qualcosa che ha bloccato tutto, Elisa, ha bloccato tutto, ha fatto spegnere il sacro amore, il sacro contratto, anche per via di lui molto probabilmente, che ha tentato qualcosa di furbesco. Vedi, non è ancora arrivato in casa, diciamo così, però ha tentato, visto che noi stiamo parlando di Alessandro e Elisa, no? Quindi diciamo, l'inizio sembrava molto interessante e abbiamo visto anche nel taglio che avevi lavorato anche molto per questa unione, però dopo si è bloccato tutto e lui ha cercato di fare qualche furberia, però non ci è riuscito perché tu sei baciata dalla fortuna. Diciamo, anche se sembrerà strano, ma sei baciata dalla fortuna perché se lui andava avanti in questo intento, molto probabilmente qui avremmo visto te piangere e invece vediamo che sei baciata dalla fortuna. Poteva andare molto peggio, Elisa, eh? Stai attenta. Anche perché vedo, hai saggezza, no? Hai saggezza, sei una persona che praticamente hai competenza e saggezza. Il presente. Allora, qui abbiamo delle carte importanti perché vediamo falsità, poi abbiamo la carta dell'artista, della speranza e del bambino. Falsità cosa vuol dire? Il gatto che sta aspettando il cibo e in questo caso qua diciamo che è il nostro Alessandro, che praticamente è lì in attesa e ha detto cose, bugie anche. E vediamo qui una figura che potrebbe essere lui, cioè qualcosina a suo vantaggio l'ha detta e tu sei speranzosa, sei speranzosa e però tu hai dalla tua Elisa l'ancora di sicurezza, vedi? Sei speranzosa, ma è una speranza giusta, è una speranza che, vedi, sulla pietra c'è disegnato un leone, che tu sei sicura di quello che stai facendo. Lui più che altro ha delle qualità, questo Alessandro, ha delle belle qualità, però attenzione che ogni tanto le racconta grosse. E sta per nascere qualcosa. In questo momento sta per nascere qualcosa e vediamo che cosa però. E qui sembra che torni, perché vedo che ci sono delle carte, fedeltà, lettere e militare. Quindi sta per nascere che cosa? Nel futuro nascerà ancora un'unione, una fedeltà. Quindi io direi che forse torna. Diciamo che è a metà del quadro perché vedo che ci saranno messaggi e segreti. Tornerà magari sottotono, nascerà di nuovo l'amore, mettiamolo giù così, però tramite messaggi vedo che ci saranno delle forzature e segreti. Però Elisa, attenta perché qui c'è qualcosa che non va. Vedo, lui torna però, prima di tutto c'è gelosia. Lui torna per dei vantaggi, molto probabilmente, e poi qui devi stare attento che entra, o è un flirt, torna per una leggerezza, o c'è una terza incomoda. Capisci? Torna molto probabilmente, perché qui è chiaro, cioè nascerà di nuovo, tu sei sicura, nascerà di nuovo qualcosa di importante con fedeltà. Messaggi, comunicherete, non cose importanti, però ci sarà un segreto. La gelosia, in questo caso potresti essere tu o lui, ma lui torna perché vede il vantaggio, però all'improvviso spunterà un flirt molto probabilmente con la terza persona. Quindi diciamo che è un ritorno, io lo vedo perché vede dei vantaggi, è un ritorno che nascerà, tutti vedo bella solida, ma vedo che il ritorno è dato da queste due carte qui che fanno capire che lui pensa di guadagnarci e molto probabilmente ci sarà una terza incomoda. E poi cosa succede? Il finale è importante da capire. Donna di servizio, disgrazia, omaggio di preziosi e amore. Allora, il finale è così, molto probabilmente ci sarà molto da lavorare, da fare, però dopo si bloccherà tutto e l'omaggio prezioso, diciamo che quello che si era prefisso, no? Perché vedi qua c'è una terza incomoda, quindi io direi che non vedo la carta, perché gli Mineo ce lo siamo già giocati su all'inizio, ci sarà un blocco e poi vedo ancora molto probabilmente
del fuoco, dei sentimenti carnali, ma non vedo proprio un ritorno secco e stabile. Se il ritorno c'è per interessi, capisci Elisa? C'è qualcosa che gli interessa a questo signore molto probabilmente, e devi stare attento perché ti racconterà un po' di favole, sebbene il tipo vale molto, questo è un classico tipo che riesce sempre a cadere in piedi, però racconterà qualche favola. L'amore ci sarà, anche solido, ma sarà un amore poi condizionato dalla terza incomoda. E poi qui vediamo appunto una carta pesante che dice che si bloccherà tutto, magari si offrirà qualche cosina, no? E schioccherà ancora un amore carnale, ma non un amore agapeo. Quindi si torna, però stai attento alla terza incomoda. Spero di essere stato piuttosto chiaro, nel senso che bisogna stare un po' attenti. Vediamo la prossima lì. La Barbara mi chiede che pendolino è il pendolino di Iside, che mi ha regalato la nostra Hilde. Vediamo la prossima. Anna, vediamo. Ciao, sono Antonella, 664. Ti chiedo se il lavoro di consulenza che sto provando mi potrebbe andare bene. Vediamo un po'. Vediamo un po', signore. Questa è l'ultima domanda che rispondo con Anna perché non ci abbiamo più tempo. Eventualmente, se volete fare delle domande, potete fare alle 21:30 lunedì oppure domani alle 4 in questo gruppo, perché fra un po', dopo mezz'ora, io chiudo. Bene, vediamo un po' se il lavoro di consulenza che sto provando mi potrebbe andare bene. La nostra Antonella è 64. Ma sì, potrebbe andare bene. Vediamo 7 carte perché ormai siamo sulla finale e vediamo per la nostra Antonella se potrebbe andare bene il suo lavoro di consulenza che sta provando. Vediamo un po' il taglio. Amica e pensiero. Beh, qui vedi, al taglio sta a indicare che insomma dei pensieri ci sono, problematiche ci sono da mettere a posto, e amica sta a indicare che sei una persona che ci mette buona volontà, però qualche pensiero c'è. Qui vediamo che il pensiero c'è, l'amica potresti essere anche aiutata da un'amica, però qui è più che altro che ti vedo molto pensierosa, molto per cose che potresti migliorare in questo lavoro. Vediamo un po' 7 carte, cosa dicono. Viaggio, lettera, dispiacere, domestico, allegria, sacerdote. 7 carte, eccole qua. Allora, vediamo un po' per la nostra Antonella, scusate, del 64. Dopo, mi raccomando, cancellate le domande per privacy. Allora, qui ci sarà un cambiamento fra un po' per questo lavoro che stai facendo. Ti verrà comunicato qualcosa e purtroppo, vedi, c'è del pianto. Quindi io direi che fra poco, proprio per questi pensieri che hai, ci sarà un cambiamento, e sono pensieri motivati, perché vediamo qua, e anche qui c'era prima dispiacere, cioè pensiero, e qui c'è dispiacere, quindi vedo che la situazione sarà veramente impegnativa per questo lavoro di consulenza. Poi vediamo il futuro. Domestico, allegria, sacerdote e mercante. Beh, sono carte che in gran parte ti fanno dire che ti cercherai di attivare in tutte le direzioni, e molto probabilmente ti porteranno anche un po' di, come si dice, di tranquillità, però ci sono 2 carte, una di freddura e l'altro di, come si dice, di chiusura. Quindi qui sai già che praticamente dopo questa lettera, questa comunicazione che ti arriverà, sarà, come si suol dire, dura, la cosa. Cioè, capisci? E lì, Antonella, sarà dura. E poi qui vediamo che la situazione non migliora, anzi il mercante è sempre una persona rigida, chiusa, vedi?
con sette, che non vuole aiutare gli altri. Il sacerdote addirittura potrebbe essere anche qualcosa, non dico che ti implica a questioni legali, ma a mettere in chiaro molte cose per questo lavoro qui. Quindi io direi che il sacerdote, quando spunta fuori così, è sempre una persona di misura. Vedi anche la foto, l'immagine, alberi che non danno speranza. Il sacerdote in questo caso qua è di giudizio, è un giudizio che poi è seguito dal mercante, che è di chiusura totale. Quindi, e ti vedo piangere qua, quindi io direi che questo lavoro qua molto probabilmente andrà, però ti darà a molti pensieri, molte dure prove, dei cambiamenti, dei giudizi. Sarai messa molto probabilmente a dura prova da giudizi e anche da gente che in un certo senso vorrà e non ti aiuterà sicuramente, capisci? Quindi non dico che sarà una vittoria, dico che sarà un lavoro che ti impegnerà tanto, tanto, tanto anche a livello psicologico. Eh sì, ci saranno tante lacrime in quel lavoro lì. Bene, io cari amici penso di, come si dice, aver fatto la mia mezz'oretta, vi ringrazio di avermi seguito. Sapete che potete anche andare nel sito capitano.intervista.org a scaricare i PDF e ci vediamo nei prossimi video domani alle 16 oppure lunedì sera alle 21:30 nel canale di Illegale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!